Tanta gente con me non è d'accordo, anzi, mo che mi ricordo, non ho trovato mai nessuno che la pensa come me. Invece, secondo me, tenga ragione io. La casalinga, oggi come ieri, è un vero mestiere, una vita di sacrificio mai riconosciuta. La donna che sta in casa sgobba tutto il giorno e come un marito ha sempre lavorato. Quindi a una certa età, prima la settantina, la toccasse una pensione, un riconoscimento giusto e sacrosanto, perché a casalinga serve, ma non è una serva, lavora ed è un lavoratore, anzi, senza esitazione, a casalinga è un motore della nazione.